Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, 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 raga. Andiamo, andiamo, andiamo. Wow! L'ha rubata! Cos'è che c'ho dentro? Una mega Vespa. Benvenuti amici dal vostro Christian Robin. Anche oggi ci trasformeremo in paladini della giustizia per rubare a quelli che hanno più punti per darli a chi ne ha di meno. Quindi pronti in questa nuova avventura. Prima di cominciare vi ricordo, ragazzi, in tutte le librerie... Com'è il titolo di sto libro? Ah, l'ho scritto io. La tua mossa vincente. Lo trovate in tutte le librerie, ma anche online, anche in GOP ad Amazon. Detto ciò, io direi che si può cominciare. Partiti? Ok, ok. Andiamo subito contro un giocatore delle Filippine. Andiamo con il nostro Sistemino Colle. Sistemino Colle che non ci delude mai. Qui subito questa, altrimenti arriva questa. Che bella questa situa, che bella. Mamma mia che bella, mamma mia che bella, mamma mia. Situazione da favola, situazione da favola. Arriva ai 5, attenzione che arriva ai 5, attenzione, sta arrivando ai 5. Lo sento, me lo chiama. Niente, niente. Va bene, non ci si può sempre avere tutto nella vita. Oh mio Dio. Un arrocchino che non fa mai male, arrocchino che non fa mai male. Un alfierino qui secondo me è devastante. Alfierino qui devastante. E a breve ci metteremo una torrecciuola, un cavalluccio. Secondo me tutto ciò è devastante. Secondo me. Attenzione a questa pressione intanto che c'è qui, cioè non dimentichiamocela, ma mica che un giorno succeda qualcosa. Esattamente. Ok, tolto il cavallo, in realtà, se io ti gioco questa, come la vedi? Cattura. Questa mi permetterebbe alla donna di avere un pochettino di uscite, che non mi dispiace, sinceramente. Questa mi permetterebbe... Potrei pensare di cavallo, di pedone. Non è male di pedone, però alfiere più corretta, credo, sì, alfiere più corretta. E niente, sì, donna H5 è molto carina. Donna H5, cavallo qui, cambio dei cavalli. Sì, donna H5. Donna H5 is the next. E se riesco a fare la manovra dell'ascensore, sono a cavallo. Donna H5 è la prescelta. Questo è tenuto 2 volte. Alfiere ipercontrollato. Sto muovendo anche veloce, quindi lo sto tenendo sotto pressione, questo è importante. Ok, si è indebolito ed era quello che volevamo. Buco su G6. Buco su G6 che lo sfrutteremo con un bel alfiere qui. Si andà a me, pedone arretrato. Ok, occhio a non farti incastrare la regina, Robin. Questa è l'unica cortesia che ti chiedo. Non vedo troppe caselle, sinceramente. L'unica cortesia che ti chiedo. Ah, Dio. Oh, anche questa non è male, come casa. Sincero, oddio, posso venire qui col cavallo, Beh, il cavallo è devastante. Ma quanta cattiveria che c'ha quest'uomo. Quanta cazzimma e cattiveria che c'ha quest'uomo qui. E niente, dai, ci andrà il cavallo qui. Niente. Mega diagonale indebolita. Sì, dai, io penso che il gioco sia scritto. Donna G6, qui c'è anche doppia pressione con torre donna. Oddio, tu mi sacrifichi qui perché sei fatto sta mossa. Questo, mi sacrifichi questo. Perché mi hai fatto questa mossa? Qua per mettere il cavallo? Metti il cavallo. Non la capisco. Non posso non capirla. Oh, non la capisco. Se non la capisco non è che posso sempre capire tutto. Ok, che metti il cavallo l'avevamo inteso. Io non c'ho torre qua.
torre qua, tu mi sacrifichi qui, è ok. E questo è ok, e questo è ok. Se io metto l'alfiere qui, dovrebbe funzionare. Con l'alfiere qui dovrebbe funzionare, perché mi sacrifichi, vengo su con il re e non c'è più questa. A meno che tu non mi fai adesso questa. No, in realtà dovrebbe funzionare, non so perché. Forse sto guardando un po' di spettri, fantasmi, Però intanto adesso c'è sotto il cavallo, quindi c'hai G5. Su G5 ti sacrifico il cavallo immediately proprio. Immediately. Ma proprio immediately. Fammela G5, che ti sparo il cavallo. Fammela G5. Perché sennò devi andare qui col cavallo. Devi andare lì col cavallo e mi costringe a giocare questa. Devi andare qui con il cavallo. Devi andare qui con il cavalluccio. Tempo sul cavallo e raddoppio le torri. Un minuto di vantaggio, ragazzi, un minuto di vantaggio, importantissimo, importantissimo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, non abbassiamo le difese, non abbassiamo le difese, non le abbassiamo. Per fortuna la sua donna è completamente fuori gioco, la sua regina è fuori gioco, non riesce a entrare in battaglia, sta cercando di entrare in battaglia. Sta cercando di entrare in battaglia. Vediamo un po' cosa combinerà. Ok, se io gioco questa penso di essere la persona più felice del mondo. In teoria, no? In teoria questa dovrebbe rendermi la persona più felice del mondo. Raddoppio di torri, posso giocare anche F3, alla brutta, alla bruttissima. Proprio dico brutta brutta brutta, gioco F3 e infatti la faccio. Così mi evito proprio gli attacchi su F2. Ok, qui c'è un cavallo, pedone per... No, dai. Ok. Allora niente, ce ne torniamo alla base, non è che è un problema. Qui o qui? Vabbè, qui dai. Ce ne torniamo alla base, dai. Non mica deve essere tutto sto male, no? Facciamo scacchi di scoperta. Attacchiamo qua la torre. Proviamo questa, anche se lui c'ha questa adesso. Non sappiamo entrambi cosa giocare, penso che si noti. Questa te la gioco adesso. Aspetta che ci dobbiamo organizzare un attimo le idee. Facciamo questa qui. Re qui, arriva subito questa immediately. Ok, facciamo... Ah, Dio, qui si va a ripetere. G4. Basta, mi sono rotto le balle. E che cacchio. Ce l'avevo anche prima, tra l'altro. Scacco. Cavallo per, donna per, torre che entra. Questa qua. Io non posso fare... Prende la torre. Lui mi prende la torre con tempo sulla regina. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Questo qui? Attenzione, attenzione. Ah, bravo che c'è l'inchiodatura. Bravo. Hai visto veramente una cosa bella. Posso dire che sei stato bravo. Bravo, non posso portare via il cavallo. Oh my god, signori. Oh my god. E vabbè, dai, giochiamo qualcosa.
Ah, adesso c'è questo, mi cade anche la torre. Ma porca di quella vacca. Ma perché? Perché mi sono dovuto rovinare in codesto modo? Perché? Perché io dico? Perché? Oddio. No, c'è il matto. Mamma mia, stavo per prendere matto, raga. Stavo per prendermi il matto fra poco. Qui se qua c'era il matto. Donna qui. Se scendevo giù c'era il matto. O perdevo la donna. E se salivo su? Se salivo su qui c'era questa matto. E raga ero a una mossa dal matto. Robin, la ruba Robin. E andiamo signori. Questo è lo spirito giusto. Questo è lo spirito delle blitz che diciamo non sono partite di scacchi vere e proprie. Possiamo dire così apertamente. Lo diciamo senza paura di essere smentiti. Che queste non sono partite di scacchi. Alfiere per B1 credo sia la giusta. Non l'è fatta e niente. Niente, te ne pentirai, fratello caro, te ne pentirai. Te ne pentirai. Allora, io so che so che voglio roccare, questo è quello che so. E so che c'era anche questa. Questa, alfiere C2. Aspettiamo a farla, Aspettiamo. Spinta. Questa. Cattura, alfiere C2, rompe le scatole. Sì. Questa subito adesso. Questa subito, cambio di donne. Adesso alfiere C2 non rompe le scatole perché ho la spinta. Ho la spintarella di luna. Ora, ovvio che devo giocare sull'ala di donna, ragazzi. I pedoni mi indicano di giocare sull'ala di donna. Lui dovrebbe riuscire a compiere questa spinta e credo che ce la faccia, sinceramente. E poi spingere ancora. Devo mettere in comunicazione le torri. Questo è il mio obiettivo di quest'anno. L'altro obiettivo è giocare questa per indebolirgli. Per indebolirgli la storia qui, la situa. Lui deve spingere. E il mio cavallo se ne andrà in pessime condizioni. Qui blocca l'alfiere. E che ci vogliamo fare? Alfiere lo metterò qui, che te devo dire? Se no devo fare così, così. Così sì, prendo un tempo sull'alfiere, lui lo ritira. Poi ho G5, ho perso il cavallo. Hai capito? Un giorno faremo F3. Sono sicuro che un giorno faremo F3. Sì, sono sicuro che ciò accadrà. Nel frattempo di fare F3, che non è il caso, non è il caso perché guarda che bella questa struttura, questa catena di pedoni. Nel frattempo che io riesca a fare F3, intanto mi organizzo per attaccare sull'ala di donna. Tanto è qui che devo attaccare. Quindi in futuro potrebbe esserci anche questa. Io ovviamente spero che lui faccia questa, che non fa. Bene, cattura. E questo cade. Cade il pedone. Oh, finalmente è caduto il pedone, raga. Attenzione, qui bisogna fare molta attenzione perché dopo che il mio alfiere è andato lì, tu arrivi con la torre, io ti metto l'alfiere qua. Tu mi arrivi. È buona in realtà, è buona. È buona for me, è buona for me. È buona for me. Alfiere per torre, per move. È buona perché vengo qua. Vengo qua e cade questo almeno. Quindi questa non ce l'ha. E quindi mi permette. Bravo, questo che stavo dicendo. Spingo, semplicemente spingo. E qui sto bene. Questa è, c'ho sempre questa. Credo. Giusto, no? Giusto? Oh, se questa c'ho anche questa, tempo su.
Ok. C'ho sempre questa io. Te ti prendi questo, io mi prendo questo. Che dici? Oppure spingo qui, che non è male, e perdo un pezzo. Quindi questo dovrei giocare alfiere B2, tu catturi, senti, facciamo così. Così però tu c'hai il desperado, c'hai questo. C'hai il desperado, c'hai infame, infame, infame. Hai capito, sto infame. Devo giocare questa, tipo. Devo giocare tipo questa. Ah. Mamma, che brutta questa mossa che sto facendo. Che brutta questa mossa che sto facendo. Ok, mi serviva un cavallo qui, capito? Questa qui secondo me non era giusta. Questa qui secondo me non era giusta. Torre totalmente fuori gioco. Torre totalmente fuori gioco. Mm. Però io posso giocare B6, che è tantissima roba. Se me lo lasci fare, io penso di star vincendo pedone passato. Ma non me lo farei fare. Sto qui, qui c'ho questo o questo. Difficile come situazione questa. Tu mi attacchi qui. Situazione difficilissima, difficilissima. Questo, tu mi attacchi il mio alfiere e io gioco questo. Ah, è buona invece, è buona, è buona. È buona, perché quando mi attacchi l'alfiere metto l'alfiere in B7 e gioco C6 e tengo l'alfiere e vaffanbagno. Oh, oh, Robin, inizia a farti rispettare. Questa arriva, eh. Questa arriva. Se spingo... questa arriva, ragazzi. Questa è bella. E questa devo giocare. Non è che ho troppa scelta. Non te la posso far fare. Non te la posso far fare questa. Bella. Sei stato bravo a vederla. Alfiere qui. E finalmente magari è il momento che mi esce fuori qualcosa di buono. Che cacchio. Questo cavallo qui è indifeso. Questo è indifeso. Sti cavalli per fortuna sono fuori gioco i suoi. Torre qui. Torre qui. Unico posto per il suo alfiere per rimanere attivo. E qua. Il cavallo sì, lo vorrei togliere. Lo vorrei togliere alfiere. Alfiere qui. Dicevamo, no? Spingo, spingo. Intanto c'ho la minaccia. Intanto c'ho la minaccia. Tutto sospeso, tutto inchiodato e tutto sospeso, raga. Tutto. Tutto inchiodato e tutto sospeso. Che situazione. Questa penso sia la partita più strana. Il titolo sarà la partita più strana di sempre. La partita più strana di sempre. Oddio. Oddio, che storia. Che cacchio sto combinando. Intanto questo cavallo difende qui. Questo può andare qui. Ok. Questo può andare qui, l'alfiere può andare qua. Boh. Oh. Oh. Iniziamo a mettere un po' d'ordine. Che dici? Oh. Iniziamo a mettere un po' d'ordine. Tipo così. Creiamo un po' d'ordine qua. Spingiamo. Vediamo dove va questo alfiere. Spingo. Alfiere qui. Io spingo. Tu vieni qui. Però se io faccio questa, che ho anche più secondi di te, ho anche più secondi di te, dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Andiamo a controllare le case scure. Andiamo a controllare le case scure.
Ok. Ok. Benissimo, benissimo. Vai, vai, che ci arriviamo. Vai, che ci arriviamo. L'obiettivo stavolta. Ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Col tempo e con la posizione. Mamma mia, oggi carico Robin, la partita più strana del 2025. Andiamo, 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 carichi, carichissimi. Cavolo F6 pre-move, gambetto Budapest pre-move. Ma non si fanno queste cose. Ma sei uno sporcaccione. A 3B4 vuoi intrappolarmi l'alfiere, sul serio? Ma sei uno sporcaccione, con alfiere D2 volevi giocare B4. Ma sai che sei veramente uno sporcaccione, te l'ho già detto. Te lo ridico. Perché lo sei. Ci sei? Non credo faccia parte dei piani. Alfiere va in A7, però perdo questo. Sì che perdo questo. Vabbè dai, perdiamo l'alfiere, che te devo dire? Non volevo perdere questo pedone. Che te devo dire? C'hai ragione tu, questo te devo dire. Però questa mi piace a me. Sincero, questa piace a me. Adesso c'ho anche B6. Non sono costretto a scappare, eh. B6 ha il suo perché. Non sono costretto a scappare qua. Ok, è ovvio che dovrò attaccare su questo lato. Quindi fra poco lo realizzeremo questo attacco. Lo realizzeremo, la facciamo questa mossa che va fatta, ossia questa triangulation. Questa triangulation che tu adesso vuoi andare qui a bloccare, giustamente, no? Se io spingo subito, tu catturi... Ah, sì, sì, secondo me è buona. A parte che ti potevo catturare qui, ma quanto sono fesso? Cioè, non l'ho visto proprio. Non l'avevo visto. Vabbè, la sto vedendo adesso. La sto vedendo adesso, quindi va bene così. Torre e 8. Lui c'ha questa, Questa rompe. Questa rompe, però cavallo qui secondo me è molto forte. Cavallo qui è molto forte. Minacce di scoperta e il cavallo non può venire qui a rompermi le scatole all'alfiere. La regina ha questa bellissima diagonale. Adesso me ne vengo qua. Tu vuoi arroccare, giusto? Perché puoi ancora arroccare, quello è il vero problema. Se io ti gioco questa... Chiedo per un amico, questo alfiere dove lo metti? Giusto. Non sto trovando la mossa giusta a questo punto. Qui c'è solo una sola mossa giusta, che non la sto vedendo purtroppo. Mi spiace perché perderò l'iniziativa. Per non aver visto questa mossa lui adesso arrocca. Maledizione. Non lo sto vedendo. Cacchio ci posso fare? Mi devo impiccare che non lo sto vedendo? Boh, attacchiamo il punto debole. Cosa ci posso fare? Cioè, non la vedo. Non la vedo. Lui, se riesce a fare una batteria qui, mi rompe abbastanza le scatole. Questa forse non era male anche, Questa forse anche questa non era male. La posso sempre fare, H3. Non male, non male. H3 mi arriva questa. Non male questa. Questa devo dire niente male. La torre deve ritornare giù. Adesso deve togliere la regina dall'inchiodatura. Deve togliere la regina dall'inchiodatura. Io me ne ritorno giù qui. E l'alfiere se ne torna qua. Questa è una bella casa, fratello. Fratello mio, non te lo volevo dire, ma questa è veramente una bella casa.
hai veramente una bella casa. Sì. Ti sei costruito una bella casa, bravo. Su questa torre F4. Andiamo qua. Su questa non è detto che devo dargli l'alfiere, magari ho regina qui. Ho regina qui. Tu arrivi, non puoi arrivare con l'alfiere qua. Ah, che partita, che lotta. Qui ho perso l'iniziativa in questa partita, secondo me. Sto perdendo anche tempo, c'ha un minuto in più lui. C'ha un minuto in più. Partita difficile. Partita difficile. Facciamo mosse veloci, Mosse veloci perché bisogna recuperare tempo. Bisogna recuperare tempo. Bisogna recuperare tempo. Ok, ci siamo. Ci siamo, l'abbiamo vista. L'abbiamo vista tutti. E c'è questa. Allora, non so se è vincente. Aspetta, forse c'è di meglio. Scacco. Non so se è vincente questa. Posso dirlo che non so se è vincente. Non so se è vincente. Non lo so perché c'ha un sacco di controgioco lui. E se questa me la fa fare sono felice. Non me la fa fare. Se riesco a cambiare le donne sono felice, ma non me le fa cambiare. Non mi fa salire con le torri. Scacco. Proviamo a recuperare un po' di scacchi. Teniamo qui allora, teniamo qui. Allora, facciamo così. Facciamo così, ti faccio venire anche qua. Però intanto tengo questo punto qui. Re qua ed esco con le torri di lì, dai. Facciamo così. Tutti i pedoni sul nero. Vabbè, cambio le donne tutta la vita, no? Giusto? Non si vince così questa. Cioè vince. Vincere è un parolone, non so se si vince questa. Questo è il vero problema. Però sul pedone bianco. Non so se si vince questa. Si vince questa qui, alfiere contro torre così? Boh. Non lo so. Abbandonato. Onesto. Si vinceva questa? Scacco. Scusa. Revisione. Giusto per capire un po' l'andazzo di questa partita. Qui si vinceva? Meno 3,90, sì, si vinceva, ok. Onesto, io me l'avrei giocata un po'. Qui cos'è che volevo vedere? Volevo vedere se qualche mossa era giusta. Volevo vedere se c'era di meglio da qualche parte. Ok, sempre vantaggio del nero, dice, stranamente. 4. Un cavallo G4 qui c'era, che anche era molto bella, non l'ho vista. Qui cosa c'era? Cavallo D7. Madonna, cosa vede il motore? Cosa vede il motore? Noi siamo più materialisti. Torre 8 che la volevo giocare, ma siamo più materialisti. E avevo qualche opportunità qui. Secondo me qualcosa me la sono lasciata sfuggire. Ok, sì, qui. Qui forse... No, dai. Credo di averla giocata bene. Qui mi dice torre 5. Dimmi perché torre 5. Perché su questa, per esempio... Perché torre 5? Che serve la torre in 5 lì? Torre in A va in E8. Ah, per puntare qui. Ok, non ci avevo fatto caso. Bella. Andiamo ragazzi, che Robin è in forma oggi. Mamma mia, che sistemone colle. Raga, velocissimo, questa la vinco con 2 minuti di vantaggio. Volete vedere? 2 minuti di vantaggio, Robin, subito c'è il pezzo in mano, devi avere Robin. Robin, porca vacca, sto figlio d'Androcchia. Sto figlio d'Androcchia.
Qui sei sofferente, amico caro. Qui devo dirti che sei sofferente. Anche questo, cade tutto. Devo capire. In realtà mi piace più questo, dai. Mi piace più questo pedone qui. Mi piace più questo, devo essere onesto al 100% con te. E devo essere onesto, ragazzi, non si può tirare fuori l'alfiere Campochiaro a 1963 punti. Se vuoi ti prendo anche questo, ma direi che con uno sono abbastanza felice. C'ho questa che non è male. Tu metti il cavallo in C6. Alfiere in E6 non è male. Ho D5 non posso farla. Donna C2. Sì, su alfiere 6, donna C2. Ok, il tempo, raga. Abbiamo detto il tempo, no? Cavallo C3, 4. Cavallo qui non mi piace affatto. Non mi piace affatto questa mossa di cavallo qui. Anche perché ti gioco a 4 a 5. Ragazzi, contro il cavallo B si gioca a 4 a 5. Contro il cavallo G H4 H5. Ma come cacchio gioca sto qui? Io non c'ho questa. Come minimo questa. Ah, quando giocano così strani mi sconfondono. Mi sconfondono. A 4 a 5. Scusa papà, fatela fare perché devo capire che cos'è che c'hai in mente. Che cacchio. A 4, alfiere qui. Così e tu mi mangi qui. E io a quel punto ho alfiere E3 e Rocco. Secondo me sto bene anche così. Però facciamo quelli che fanno gioco sano. Ai. Questo alfiere poverino. E 4, tu vieni qui. Alfiere 3, cattura. Dai, mi faccio impedonare, ma che me ne frega a me? Che me ne frega, mi faccio impedonare. Vieni qui, alfiere 3, e che cacchio. Neanche questa. Niente proprio. Non mi dai soddisfazione. E niente. Qui c'è un po' di attacco, ma credo che non ci sia nulla. Cioè, lui gioca sul tempo in realtà, hai capito? Cioè, io ho capito che c'è già un minuto in più di me. Oh, penso che sia l'avversario col gioco più strano che abbia mai incontrato in vita mia. L'avversario col gioco più strano che abbia mai incontrato in vita mia. Mettiamoci una torre on the face. Qui prima o poi spingerò uno di questi due. Devo capire il momento giusto quando è. Devo capire quando è il momento giusto. Vabbè dai, questa te la faccio. Tu credi che io mi metta a paura di te? Ma neanche un po', fratello caro. Però se mi do una mossa non sarebbe male, Robin, che dici? Che dici, Robin? Una mossa? Così, dico... Chiedo per un amico ogni tanto se darsi una mossa può essere un male. Su questa mi costringe a giocare questa, forse. Non lo so se questa mi fa paura, a dirti il vero. Spingi, catturo. Madonna, non può venire qua. Sacrifichi il cavallo. Allora, tu mi vuoi attaccare qui. Credo che il tuo losco piano sia di attaccarmi lì. Qui c'ho il mondo che non sto vedendo, per favore, c'ho il mondo che non sto vedendo. Vabbè, intanto facciamo questa, dai. E che vuoi cambiare le donne tu? E vincere per il tempo? Tu vuoi cambiare le donne? Ma quanto è strano lo stile di questo avversario, raga. Quanto è strano lo stile di questo avversario. Non lo so, su questo gioco così. Mamma mia, che stile strano, mi sta mandando in confusione. Questa la vince anche, te lo dico. Questa la vince anche. Questa la vince anche. Questa è forte, secondo me. No, guarda, faccio finta di non vederla perché questa è forte.
Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Che cacchio di stile di gioco è questo? Ma da dove sei uscito tu? Non lo so. Non so da dove cacchio sei uscito tu. 1 minuto e 26 contro 3 minuti. Questo mi batte. Cioè, questo è il colmo, il giocatore più strano sulla faccia della terra, il più strano sulla faccia della terra. Ma dai, ma che partita è uscita fuori, raga? Ma si può giocare così? Fammi giocare questa la prossima, va. Allora, io questo te lo do anche, sinceramente. Ma che partita, ma io mi rifiuto. Cioè, ma che cos'è? Che cos'è? Che cos'è sta roba qui? È una partita di scacchi, eh? Ma questa non è una partita, questo è uno schifo, eh? Ma questo è uno schifo, non è una partita di scacchi. Ma cos'è? Dai! Questa è la seconda partita più strana del 2025. Ma si può giocare così? Io sto aspettando G4 da un po' di tempo. C'ho forse questa porta un po' di attività, ma non è che ci spero troppo, eh. Boh, sto muovendo a caso, ok, cade questo. Sto muovendo a caso, ve lo dico. Forse potevo mettere qui, senza forse, dovevo mettere lì. Andiamo un po'. Mamma mia, che mosse blande, che mosse blande. Adesso spingi. Sono fuori, raga, mi ha mandato fuori fase, mi ha mandato fuori fase. Questo personaggio qui mi ha mandato fuori fase. Avevo probabilmente 40.000 modi per approfittare, ma mi ha mandato fuori fase. Adesso, questa la devo vincere con 2 minuti di vantaggio sull'orologio. Adesso l'obiettivo è diventato non perderla. Vai, vai, giochiamo veloci. Giochiamo veloci. F6. Non faccio niente. Ok, ok. Ok, vediamo qui. Vediamo qui, attacchiamo questo. Giochiamo veloci. Questa si vince per il tempo, già capito. Matto, questo qui non glielo do. Attenzione al re, attenzione al re. Con donna qui. Attenzione al re. Attenzione al re. Giochiamo veloci, battiamolo sulla velocità questo, che abbiamo già capito il personaggio. Robin. Robin. Robin, 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 Robin. Dai, dai. Facci il miracolo, facci la magia, Robin. Facci la magia, Robin. Ho tolto il cavallo che era il pezzo più forte del mondo, però vabbè. Ma Christian, questi sono dettagli. Questi sono veramente dei dettagli. Cioè, non capisco come tu possa veramente farti abbindolare da questi dettagli. Cioè, veramente non lo capisco. Questa... Cioè, ma dai, ma che cacchio di roba è questa? Dai, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Donna qui. Non lo so. Posso dire che non lo so o devo sempre sapere tutto? 13 secondi. Ho perso un pezzo qua. Ho perso un pezzo. Ma io non ci posso credere. Vi giuro, raga, non ci posso credere che cacchio sta succedendo in sta partita. E niente, è vinta. Vinta per lui. Vinta per lui. Mai non ci posso credere. Posso dire un'altra volta che non ci posso credere o devo credere sempre a tutto in sto mondo? L'unica è rubarla qui. L'unica è rubarla. 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 L'unica è veramente rubarla. L'unica è rubarla, raga.
Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, 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 raga. Andiamo, andiamo, andiamo. Wow! La rubata! Cos'è che c'ho dentro? Una mega Vespa? Oh cazzo è dentro? Raga, c'ho qualcosa di enorme che è dentro e fuori. E fuori, tra la mia zanzariera e il vetro. Raga, c'ho il cuore a 1000. Vabbè, un giorno uscirà. Raga, c'ho il cuore a 1000. Raga, questa è la rubata delle rubate. Robin! Robin, che puntatona, che puntatona! E andiamo signori, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Cavallo F6, pre-move, D5, pre-move, cavallo per, pre-move. Questa la gioco tutta in pre-move, ho deciso. L'ho deciso già che questa andrà così. L'ho già deciso, raga, cioè... Questa te la faccio, Appena togli il cavalluccio, questa te la faccio. Sì, questa te la faccio. Con calma che appena... aspetta, qui però prendi il tempo e giochi C3. Ho sbagliato, questa te la devo far subito. Bravo, 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 che mi ho giocato cavallo A4. Bravo, bravo. L'importante è essere onesti, ragazzi, capito? L'importante è l'onestà nella vita. Perché poi da lì... da lì deriva tutto. Ok, facciamo quelli che arrocchiamo, dopo facciamo A4, alfiere A6, dai, prima facciamo i bravi ragazzi. Che dici? Togli l'alfiere e mettiamo questo qua. Ok, questo lo porterei fino a... finché morte non ci separi. Questo è l'obiettivo di questo pedone. Ovviamente su donna per c'è alfiere per. E questo è gratis. Ok, questo lo porterei fin qui. Direi che questo è il suo posto. Giusto, no? Dovrebbe essere così. Ah, però così gli apro la torre. Va bene, va bene. Adesso questo un po' mi impaurisce. Allora, qui se spingo questa, catturi, 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 facciamo così. Non vorrei togliere la torre dalla difesa del re, ma lo sto facendo. Lo sto facendo, devo giocare questa. Devo giocare questa a tutti i costi. Anche se tu chiudi sul bianco, però. Tu chiudi sul bianco, io ho l'alfiere nero. E mi ritrovo coi piedoni sul nero. Però, secondo me, questo era quello che dovevo fare. Adesso ci vuole un cavallo qua. Adesso intanto porterei la regina sul bianco. Intanto questa va fatta, secondo me. Così, questa intanto va fatta. L'alfiere lo portiamo in fianchetto, ci teniamo il +2 e ci portiamo la partita fino alla fine. Questo è il programma. Questo è il programma. Il cavallo... Il cavallo che manovra gli faccio fare al cavallo? Al cavalluccio... Sai che facciamo? Sai che gli facciamo fare? Anche questa non è male, però... Ah, che brutta situazione. Non riesco a capire dove mettere la mia regina. Vai, proviamo a vedere se riusciamo a entrare qui. Cavallo e 1 e 2 e 3. Oh. Oh. Qualcosa, anche se controlla questa casella che non mi dispiace per niente. L'alfiere è uscito. Allora, intanto metterei l'alfiere in fianchetto, che controlla meglio. E poi il cavallo gli facciamo fare questa manovra, dai. Almeno qualcosa serve. Torre qui dietro, cosa vuoi fare? Ah, lo sapevo io. Che qui mi arrivano cose spiacevoli. Me lo sentivo. Range 2. Range 1, volevo dire. Cavallo qui. Ah, ma io posso spingere qui, scusa. Io posso spingere questo qua. Sì che lo posso fare. Oh, e mi si libera anche la casa per la donna qui in futuro, no? Qui difendiamo e attacchiamo. Onesto.
Onesto, onesto. Qui un bello scacco, secondo me, non te lo porta via nessuno. Benissimo, e qui c'ho questa come minimo. Dai, non c'ho voglia né tempo di calcolare tutto sto fuso, raga, però questa dovrebbe funzionare. Porto a promozione. Ok, tu vuoi venire a darmi matto, no? Ma non puoi darmi matto con l'alfiere in fianchetto. A parte che c'ho scacco, vai sul nero. Aspetta, che lui sta impazzendo, però io sto impazzendo più di lui. Scacco, vai sul nero, qui, inchiodatura dell'alfiere. Ah, Dio. Questo vuole darmi matto, hai capito? Probabilmente ci riesce anche, Però... Probabilmente ci riesce anche. Io devo fare solo 2 passi, dai. C'ha il sacrificio qui, o qui magari. Qui, forse c'ha questo che non ho calcolato, porca vacca. Tempo sulla donna, questo e questo. Forse ce la facciamo. Ah, seccatura qui è la fine. Bravo, non l'avevo visto questo. Questo non l'avevo visto, devo essere onesto. Non l'avevo visto. Bravo, questa era l'unica mossa che mi fregava. E adesso c'è anche un cavallo sotto. Quindi alfiere per questo perdo... Vabbè, meglio così come è andata a finire. C'ho 2 pedoni passati, porca vacca. Cioè qualcosa dovrà pur significare tutto ciò o è sempre una grande fregatura? Donna G6. Cioè, che cacchio, dai. No! Cosa non ho visto? Ma dai! Robin, questa l'ho buttata. Questa l'ho buttata. Hai presente cosa vuol dire buttare una partita nel cesso? Ah, fammi abbandonare. Beh, dai, buttata. Buttata. Buttata su. Buttata. Buttata. Vai, scacco. Matto. Che nervi, che partita buttata. Mamma mia, che partita buttata. Che partita buttata. Qui. Cioè, la barra del nero era... Ok, questa spinta era giusta o sbagliata? Ok. Qui ho giocato un po' difensivo, lo ammetto. Però, cioè, una volta arrivato qui, secondo me... Ok, meno 3 per il nero. Questa non l'avevo vista. Quindi c'ha cavallo B4. Scusa, su cavallo B4 mi faceva questa? Io avevo A2. Comunque. E su questa che ho giocato io, questa, devo giocare a 2 comunque. No, donna di 7, è giusto quella che ho giocato io. È giusta, porca vacca. Mi ha mangiato qui e io devo fare di 2. Devo fare di 2 perché lui c'ha la donna inchiodata, porca vacca. O anche a 2. Invece, come un pirla, gioco questa. Lui gioca quella. Io gioco questa e niente, qui ho perso. Doppio. Ragazzi, mi tolgo il cappuccio per oggi. Ho derubato, ma mi hanno anche derubato, Come potete vedere, si fa un po' per uno nella vita, quindi succede anche questo, ragazzi. Spero che vi siate divertiti, ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao!